Presentato oggi nella sede della Regione a Udine il nuovo sito internet multilingue del Consiglio regionale, ha seguito per noi la presentazione Alexis Sabot. Oggi la presentazione del sito web multilingue del Consiglio regionale, insomma sempre più importante la valorizzazione delle lingue ma anche della lingua friulana. Più che altro andiamo a colmare una lacuna che c'era effettivamente. Noi puntiamo, questa amministrazione in modo particolare sta puntando tantissimo sulle lingue minoritarie per tutta una serie di motivazioni, oltre che di carattere culturale, linguistico e identitario, come ripetiamo spesso anche a salvaguardia della nostra stessa specialità, che trova ormai la sua esistenza sostanzialmente solo nel fatto che in Friuli Venezia Giulia si parlino 4 lingue. Il vulnus è quello di aver trovato un sito istituzionale che non era tradotto in tutte le lingue e che oggi con questa iniziativa del Consiglio regionale, a cui l'amministrazione ha voluto dare un supporto per la parte tecnica, riusciamo a presentare un percorso che va a concludersi con la presentazione e quindi con la possibilità di consultare anche quel sito in tutte le lingue riconosciute in Friuli Venezia Giulia. Quanto è importante essere presenti anche nel sito del Consiglio regionale con la lingua friulana? Assolutamente importante, perché dà alla lingua friulana quell'aspetto istituzionale che è necessario proprio per elevarne lo status. Quindi noi andiamo oggi a presentare il sito che è stato tradotto anche in lingua friulana, e questo sito è un tour virtuale non solo nei luoghi ma anche nelle funzioni del Consiglio regionale. Questo è estremamente utile e soprattutto direi ha una funzione didattica, sia per quanto riguarda appunto la parte amministrativa che per quanto riguarda la parte linguistica, per cui l'aita da una chialada e vi darei Bielcalè. Ci ha raggiunto anche il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin per questa bella novità, anche il friulano presente nel sito. Sì, come dicono tutti coloro che difendono realmente le lingue e attraverso la difesa delle lingue la specialità di questa regione, la lingua deve essere viva, non può essere solo nei documenti, non può essere solo parlata in casa, anche se è necessario. È giusto che sia trasmessa nelle scuole, insegnata, ma anche deve essere all'avanguardia con i mezzi nuovi di informazione e quindi in questo caso anche con i siti internet. Quindi questo sforzo che fa sì che il nostro sia il terzo consiglio regionale dopo quello della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige ad avere un sito dedicato proprio alle 3 lingue minoritarie, quindi il friulano, lo sloveno e il tedesco, con l'idea insomma di poter attraverso questo sensibilizzare l'attenzione dei giovani e anche dei meno giovani all'utilizzo di questa lingua che, come dicevo prima, è il fondamento della nostra specialità e quindi della nostra responsabilità e del nostro autogoverno. È già online? Come è strutturato il sito? Il sito è un sito parallelo a quello ufficiale, nel quale si può da quello ufficiale selezionare la lingua rimanda ad alcune parti statiche ancora, però diciamo così, non solo quelle storiche, ma pagine che riguardano i servizi che offre il Consiglio, come è fatto il Consiglio, l'agenda, cioè tutte le attività del Consiglio che possono essere quindi lette nelle lingue minoritarie che diciamo, il cittadino, a cui il cittadino tiene, insomma, e quindi ecco, una possibilità di un'interfaccia continua quotidiana con la propria lingua.